Qualche giorno fa ho visitato il sito archeologico nuragico di Noddule. Il nome enigma, forse ha a che fare con l'etimo nod, forse significa sperone, forse Noddule nodo. D'altronde per la mia gente il nodo è da sempre un simbolo di guarigione e malattia potentissimo, ferma le energie così come si trovano nel momento in cui il nodo è stato stretto. Se così fosse, Noddule sarebbe certo un nodo di guarigione. La cosa più sorprendente che ho visto è la miracolosa sorgente nuragica evidentemente sacra. Vi accedi superando un recinto che chiude diversi ambienti circolari dotati di sedili, fuochi e altari. Il luogo più sacro e intimo di guarigione e meditazione è il pozzo, di trachite colorata, perfettamente circolare, con nel fondo una mezzaluna e nella cupola Tolos un occhio, un buco, una vulva, la ferita sacra dalla quale nasce la vita. Noddule non è un sito archeologico, è un luogo sacro nel quale, se lo desideri, puoi far pace con la tua gente e riscoprirti in natura. Leggi sotto per saperne di più.